sono stato svegliato ai carabinieri che mi hanno chiamato per questo danno, insomma. Non è stato un buon giorno per Patrizio De Biasi, titolare del chiosco affacciato sul piazzale del Nevegalle. Questa notte un incendio ha mandato in fumo 4 anni di lavoro. Le fiamme sarebbero partite da un cortocircuito legato a un frigorifero. Da lì immediatamente, probabilmente complice anche la struttura in legno, si sono diffuse rapidamente all'interno del chiosco e hanno praticamente rovinato, distrutto macchine tagliaghiaccio, computer e tutto quanto era evidentemente ricoverato all'interno del chiosco della Preschi. Decine di migliaia di euro di danni. Sì, purtroppo tutta l'attrezzatura con quello che costa sono decine. L'allarme è scattato attorno all'1 della notte scorsa. I vigili del fuoco hanno lavorato 3 ore per domare le fiamme e spegnere gli ultimi focolai. Si lavora sull'ipotesi di un cortocircuito. Oggi dovrebbero arrivare i tecnici per valutare meglio da dove è partito il danno, ma sicuramente, almeno da come mi dicevano ieri sera, stanotte, mi dicevano che era partito dall'angolo dove c'è un banco frigo, e probabilmente si è bloccato quello e da lì ha preso fuoco, insomma, dai cavi e tutto quanto il resto, insomma. Chiaramente non ci voleva all'inizio proprio della stagione estiva, quella importante, quella di agosto. Cercheremo di mettere a posto l'area e vedremo cosa succede. La tristezza è infinita? Una tristezza infinita, chiaramente. Perché, insomma, è lavoro. Per aiutare Fabrizio a ripartire è scattata immediata una gara di solidarietà fra gli stessi operatori economici e gli amanti del Colle Bellunese.